In questo momento il lato infermieristico è veramente carente, sono più o meno alla metà del personale. I carichi di lavoro sono elevati e a livello economico il salario è diverso, a livello di indignità anche, quindi naturalmente il lavoratore appena ha la possibilità scappa. Sono le voci dei lavoratori e delle lavoratrici delle IPAP del Veneto, in presidio a Venezia, a pochi passi dalla sede della giunta regionale. L'ennesima manifestazione, affermano, in attesa di una riforma del settore che in Veneto manca da 20 anni. Il Veneto ha deciso di non decidere, portando avanti sulle singole proprietà, perché parliamo di proprietà effettivi, la responsabilità di una riforma mai effettuata. Dal punto di vista economico, anche già erano in crisi le IPAB perché i soldi sono pochi, per cui ci sono molte case di riposo che hanno buchi enormi. Alcune case di riposo non riusciranno probabilmente nemmeno a pagare il rinnovo del contratto collettivo nazionale. La Regione ha annunciato una riforma complessiva del settore non appena conclusa la sessione di bilancio. Intanto le richieste di CGIL e CISL-UIL sono state portate a Palazzo Balbi, richieste che partono dalla trasformazione delle IPAB in aziende di servizi pubblici alla persona, evitando privatizzazioni. Chiediamo che vi sia un incremento del personale e chiediamo un tavolo per discutere gli standard di assistenza, per una qualità del lavoro, per la sicurezza del lavoro e per la qualità dell'assistenza. Chiediamo a parità di lavoro di avere un contratto unico di settore.